Non è andata come avremmo voluto. Rovigo esce sconfitto dal big match con il Kawasaki Calvisano 35-24, una partita che ha fatto discutere, come è normale che sia, insomma, parliamo di una sfida eterna in questi ultimi 8 anni, ma secondo noi è molto interessante analizzare quanto è successo e capire quello che potrebbe essere lo sviluppo di questa partita, soprattutto in ottica Continental Shield, ovvero la finale che avrà luogo fra 2 giorni, la finale d'andata, il ritorno poi sarà sabato 20 aprile qui in casa al Battaglino. Lo facciamo con 2 ospiti, lo facciamo con il giovane rossoblu Michele Mantovani. Ciao Michele, benvenuto. Buonasera. E poi con il coach del Badia, Ale Lodi, ben trovato. Ciao a tutti, buonasera. Allora Michele, partiamo da te, una sfida che purtroppo abbiamo perso, una sfida combattuta, come l'hai vissuta prima dalla panchina e poi quando hai giocato? Beh, sicuramente è stata una partita dura dal punto di vista fisico sicuramente, e noi avevamo preparato la partita durante la settimana cercando di essere più precisi possibili e limitando gli errori. Naturalmente Calvisano è venuto qua affrontando un'ottima prova, perché merito a loro che hanno portato a casa la vittoria, e noi veniamo fuori da una sconfitta un po' amareggiati, però con la voglia di rifarci fra 2 giorni, perché dobbiamo dimostrare che non siamo niente di meno. Ecco Ale, è una sfida quasi a scacchi, no? Sono 2 allenatori preparatissimi, 2 colleghi tuoi che conosci entrambi molto bene, tra l'altro, no? Per diverse esperienze, è interessante. Sì, sicuramente interessante, ognuno ha le proprie caratteristiche, le proprie idee dal punto di vista del gioco. Il Rovigo credo abbia affrontato la partita come ha affrontato un po' tutto il campionato, con un gioco sicuramente divertente e entusiasmante. Chiaramente ha trovato di fronte una squadra organizzata e determinata, e le cose sono state più difficili del previsto evidentemente, però insomma fa parte del gioco. Ti aspettavi un match del genere? Ti aspettavi un Calvisano così concreto e così, come posso dire, preparato nell'affrontare Rovigo? Sì, direi proprio di sì, perché comunque conosco Massimo e so che nell'aspetto difensivo sicuramente pone molta attenzione. Si è visto che il Rovigo ha trovato molta difficoltà sulla difesa aggressiva e nel rallentare i palloni che ha messo in atto il Calvisano, quindi era sicuramente prevedibile, insomma, per quello che pensavo io. Certo. Allora Michele, tu hai vissuto in 2 dimensioni diverse, no? Questa partita, prima dalla panca e poi dal campo. Quali erano gli umori in panchina, no? Mentre si svolgeva il match? Insomma, ricordiamo che è finito il primo tempo con la meta di Matteo Ferro su 17 pari, per cui sembrava che l'inerzia potesse passare dal giallo-nero bresciano al rosso-blu rodicino. Poi arriva la meta, inizio secondo tempo, che è un po', ha sconquassato gli animi. Beh, quando siamo andati, con la fine del primo tempo che siamo andati in spogliatoio, eravamo molto carichi perché volevamo uscire e naturalmente aggiungere una marcia, perché ci stavamo adeguando al loro gioco e non stavamo imponendo il nostro. Dopo siamo rientrati e abbiamo subito un'altra meta che non è stato proprio evitabile, forse, no? Esatto, poteva essere evitabile, però quando abbiamo subito la meta in panchina eravamo un po' amareggiati, perché ci aspettavamo di rientrare e subito dare uno sprono alla partita. Invece in un secondo un attimo di disattenzione, soprattutto in difesa, e l'abbiamo subita, e noi abbiamo avuto un attimo un calo, perché in quel momento lì sale un po' la rabbia, la concentrazione un po' svanisce, però ci siamo subito un po' presi in gruppo e abbiamo cercato subito di portare il focus, che era cercare di in qualsiasi modo portarci a casa. Ecco Ale, quei momenti in cui c'è un'alternanza al comando, no? Come si gestiscono? Non è semplice, immagino. Parlo di leadership in mezzo alla partita, insomma, quando sei in vantaggio poi vai in svantaggio, non è semplice gestire gli umori. No, sicuramente poi alcuni episodi determinano, su una partita equilibrata, determinano poi l'andamento della partita, e sicuramente il Calvisano ha avuto la lucidità e la capacità di concretizzare. Il Rovigo ha visto un po' vanificare tutti gli sforzi che faceva, quindi sicuramente
sale un po' la frenesia, la voglia di recuperare velocemente, di entrare in partita e poi non sempre va come si vuole, quindi in partite equilibrate sono due squadre che si equivalgono, erano primi in classifica, quindi non credo siano cose, sono partite, sono episodi, hanno determinato l'andamento della partita. Allora Michele, cosa ti è piaciuto del Rovigo e cosa ti è piaciuto del Calvisano? Sicuramente del Calvisano l'atteggiamento in cui si imponevano in difesa, perché non ci hanno lasciato molto spazio, anzi erano molto aggressivi, soprattutto sull'1 contro 1, e quindi hanno fatto di tutto per non far imporci il nostro gioco. Però dall'aspetto nostro devo dire che anche nelle difficoltà, soprattutto avendo un attacco che andava e non andava, siamo riusciti lo stesso a quasi, non dico sempre, però riuscire a tenere sempre noi il possesso, o se no cercare di tenerci sempre sulla fase d'attacco, non lasciargli mai troppo spazio anche a loro. Cioè sostanzialmente dice, quando eravamo sotto non abbiamo preso l'imbarcata, ma abbiamo esatto, continuato a lavorare. Sì, per abbiamo sempre cercato di combattere, non gli abbiamo mai lasciato che prendesse il sopravvento, ecco. Abbiamo sempre cercato di imporci lo stesso, in difficoltà naturalmente, perché come ho già detto era un Calvisano che ha dimostrato che in difesa c'era e voleva dimostrare soprattutto qua al Battaglini, quindi noi abbiamo cercato di fare il possibile. Certo. Ale, a te aggiungo anche cosa non ti è piaciuto delle due squadre, quindi cosa ti è piaciuto e cosa magari non ti è piaciuto. Beh, mi è piaciuto che comunque una partita importante, perché comunque si giocava al primo posto, non è stata una partita chiusa, entrambe finisce 3 metri a testa, quindi è stata piacevole, sicuramente questo... 60 punti voglio dire. Quindi sì, questo va a merito a entrambe le squadre che hanno giocato, non si sono chiuse, è stata una partita piacevole da vedere. Non mi è piaciuto, insomma ognuno ha poi il proprio gusto, non mi sento di dare cose negative per entrambi, ognuno ha le sue caratteristiche, avevano i loro obiettivi, quindi... Perfetto. Va bene, facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della vittoria del Calvisano qui al Battaglini, poi rientriamo in studio perché fra 2 giorni c'è ancora Calvisano, Rovigo. La felicità alla difesa giallonere contro il gioco collettivo rossoblu. Quale sarà il tema principale secondo te? Qui sai, abbiamo visto un Calvisano tornato alla ribalta. Ricordiamo che all'inizio del campionato a un certo punto Calvisano quinto, Rovigo sesto, poi piano piano ad innescare la corsa di De Santis fa buona guardia Massimo Cioffi, prova a muovere le gambe il Beneventano, attacca la linea, mette giù il pallone, cerca di presentarlo Alberto Chillon, Matteo Canali. Ben imbragato. Gli impatti saranno importanti, abbiamo visto ottime cose anche la settimana scorsa tra Calvisano e Petrarca, quindi bisogna stare molto attenti. Monberg riesce ad eludere l'intervento difensivo del Calvisano, prova ancora Rovigo con Julien Niber, l'offload, tutto buono per Mitrea, vediamo Diego Ante se ne va, in realtà c'è un in avanti. Ha scelto la sua rincorsa lui che è genovese, sembra ben indirizzata, sulle bandierine. Al secondo tentativo che realizza, brutta palla, Cioffi in 2 tempi, la perde indietro, vediamo Massimo Cioffi lo decide di fare gli step come sempre elettrici del Sannita, la sua seconda stagione a Rovigo. Chillon vede un varco, ci si infila immediatamente, prova a fare strada, fa strada Alberto Chillon, l'esperienza del mediano di Mischia, Gianmarco Viana, Julien Niber, palla a disposizione, Viana per Majstorovic, sale la pressione del Calvisano, Mantelli ritorna su se stesso, Diego Ante fa quel passo che taglia fuori direttamente il possibile intercetto da parte di Martani. Mantelli va a attaccare lui in 2 sul numero 10 rossoblu. Allora Chillon, riutilizzo Rodigino, Monberg, Edo Lubian messo giù da De Santis. Rovigo che non riesce ad accelerare, non riesce a prendere quel ritmo e quella velocità che ha messo in difficoltà tutte le squadre in questo campionato. Bravissimo Calvisano da un punto di vista difensivo, Antonio. Sì, è proprio questo è l'aspetto buono di Calvisano fino adesso, che proprio ha capito quali possono essere le cose che possono mettere in difficoltà a Rovigo e le sta facendo veramente bene, slegando di fatto il sistema di gioco rossoblu.
C'è un vantaggio rossoblu, attenzione, Rovigo che si muove, può far male, arriva il placcaggio di Pescetto su Denis Majstorovic, il pallone è ancora buono, è ancora vantaggio, reverse pass che non arriva a terminale. Allora, Rovigo che gioca velocemente, tap kick, non si cerca la touche, si gioca, si va, si mette in difficoltà il Calvisano perché deve rispettare i 10 metri, ancora gioca velocemente con Diego Antl. Tentano sempre di salire quell'attimo primo i giocatori Calvisano alla ricerca dell'intercetto nel mettersi tra passatore e ricevitore. Il Calvisano più potente. Per quanto riguarda Rovigo possono essere la chiave del dominio su Calvisano, mentre la fisicità di Calvisano ovviamente, se ha il sopravvento in questa fase di cui parlavamo prima, di piccole battaglie, diventa un problema poi saperlo difendere. Bel possesso da parte di Fischetti, seconda linea d'attacco con Chiesa che va a attaccare, Vanfunen si toglie dagli impicci, la cosa di Enrico Lucchini, un angolo stupendo, la meta di Enrico Lucchini del Calvisano. Sono arrivate le partite dove puoi capire effettivamente tutto quello che hai fatto fino adesso, quindi vediamo un po' quali saranno gli atteggiamenti. Parte Chillon, Diego Antl, Enrico Lucchini prova a imbragarlo, arrivano i sostegni da parte dei Rodigini ancora nel senso con Matteo Ferro che attacca lui, è ben placato da Casiglio. Per cui Rovigo con un'altra possibilità, Thor Alvorsen cerca di spostarsi rispetto all'area di placcaggio dell'avversario Calvino. Palla lentissima con Diego Antl che finta, ma Vanfunen gli si presenta davanti. I 198 centimetri. Un vantaggio. Del giocatore di East London, Chillon. C'è un vantaggio rosso-blu, Vunisa, le mani di Andreotti in questo caso. La pulizia, Mantelli, Jacques Monberg, la palla che arriva a Denis Majstorovic, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta in mezzo ai pali, 27esimo, arrivano 11-10, quindi la reazione calvina dopo la meta. Pare Denis buono. Majstorovic, È buono. il piede del genovese, posizione non difficile sulle bandierine. Alvorsen a proteggere la continuità, il passaggio arriva a Leo Mantelli. Sale direttamente Vanzil, non badano a coprire la profondità, ci prova Massimo Cioffi invece a mettere in difficoltà la squadra calvina. Il pop per Marcello Angelini, prova ad andare lui, una palla difficile da gestire, tutto regolare secondo la terna arbitrale. Miracolo di Lubian che è andato a prendersi un pallone incredibile. Sì. Ancora Cioffi. Riesce a mettere in difficoltà il Calvisano Cioffi, Nico D'Amico, la forza del pilone destro bolognese, rischio turnover. Sì, cercano il choke tackle proprio perché D'Amico è andato a contatto stando alto, per cui Viana punta Lucchina, Rovigo nei 22 contro Rack, vedi, c'è vantaggio però per il Rovigo. un laterale di Chiesa, bravo, laterale. Bravo Andrea che l'hai visto. Nico D'Amico stavolta bassissimo, Ha imparato la lezione. e calcio di punizione in favore di Rovigo che andrà sicuramente per i pali. Andrà sicuramente, aspettiamo, adesso vediamo perché Matteo Ferro dice pali, per cui Leo Mantelli. Intanto Leo Mantelli si è ristabilito, ed è la cosa più importante, perché avevo visto molto male la situazione precedente sul placcaggio di Andreotti che ha messo... Giocano. Gioca, attenzione, con lo stesso Mantelli. Non si può mai stare sereni con Rovigo di Casellato. Thor Alvorsen riesce a far strada Matteo Ferro, la meta del Rovigo, Idee, visto il dominio espresso fino adesso. Alberto Chillon va subito a innescare Edo Lubian, Leo Mantelli, il sinistro di Diego Antl ad esplorare dal piede Vunisa, la presa la calcia, la passa del numero 8 Calvino, ritornato a Calvisano quest'anno dopo l'esperienza alle Zebre, ai Saracens, ai Warriors. Prova dall'altro lato il Calvisano a debordare e riesce a rompere il primo placcaggio, quello di Angelini. Garrido, Fischetti. Gran partita, Fischetti. Sì. Quando si tratta di portare avanti il pallone, Danilo Fischetti è sempre un giocatore da tenere sott'occhio, grandi capacità le sue. Gli step di Vanzil, attenzione Garrido, semina il panico, il sostegno e arriva alla meta, forse al Calvisano, no! Alla fine arriva la segnatura da parte del... Quando si torna a casa, dopo aver fatto un po' di esperienza in giro, si ha sempre voglia di... Finta primo blocco, prova a saltare, bravo Viana a togliere proprio quel millesimo al contest aereo
da parte di Calvisano, c'è un vantaggio del Rovigo. Vediamo come gestisce questa giocata gratuita la squadra rossoblù con Matteo Ferro insieme a Momberg. Mantelli, il cross kick fuori per Angelini, il pallone taglia fuori la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Lavoro lì vicino al gruppamento sul piede destro di Leo Mantelli, una trasformazione non semplice. L'Acquaglio dice sì. Arriva il calcio del numero 10 Calvino sulle bandierine. Questo match lo sarà sicuramente. Nel frattempo Pescetto prova la trasformazione e potrebbe esserci sulle bandierine ancora. E attenzione a questo, perché Van Zyl ha le capacità atletiche e questo è un rimbalzo che potrebbe agevolare Calvisano. Un gioco al piede da parte di De Santis che riceve da Lucchin, palla fuori. E questa arriva alla meta del Calvisano. Situazione di gioco rotto, situazione fortuita, ma arriva a risalire la china. Vediamo Pescetto se infila anche stavolta. Non entra. Per quanto riguarda i playoff è buona la spinta del Rovigo, però in questo momento calcio di punizione fuori da FMCZ Rugby Rovigo Delta. Piva chiama subito il pallone. Attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo cosa è successo, perché Mitrea chiama a sé Matteo Ferro. Liperini rientra in campo. Vunisa ride. Momberg è chiamato insieme a Matteo Ferro. Gli gira il calcio. Probabilmente sì. Cartellino giallo, Matteo Ferro, è girato il calcio. Eccola qua. Finisce qui la partita e Calvisano batte Rovigo 35-24. Possibilità per Rovigo che all'ultimo possesso di trovare il bonus, non ci è riuscito. Bentrovati in studio Rugby House, seconda parte ancora pre-Calvisano Rovigo, fra 2 giorni l'andata ai Continental Shield che dovrebbe dare il nulla osta per la Challenge Cup la prossima stagione. Se ne sta parlando abbastanza, poi pensiamo anche che nelle prossime giornate ci siano ancora più contenuti da mettere sul piatto. Noi ci limitiamo a questa sfida che ha visto un primo atto, sebbene legato al campionato qualche giorno fa con la vittoria del Kawasaki Calvisano per 35-24 sulla FMCZ Rugby Rovigo Delta. Allora Michele, come state preparando un po' il match o come state valutando gli eventuali errori che avete compiuto? Beh, stiamo cercando di focalizzarci sugli errori che abbiamo compiuto sabato, quindi di naturalmente non commetterli, cercare di entrare subito con un'altra mentalità, soprattutto in difesa perché abbiamo peccato un po' e quindi dobbiamo cercare subito di ricominciare. E stiamo lavorando tanto e ci stiamo preparando al meglio per andare ad affrontare una gran partita sabato. Allora, la settimana scorsa si è parlato molto del valore di questa partita, mi riferisco al campionato Rovigo Calvisano, quanto fosse importante per la leadership in campionato, quanto fosse importante per testare i valori delle due squadre, quanto fosse importante in ottica anche Continental Shield. Secondo te qual è il vero valore di questa partita? Di quella di sabato, sì, quindi. Sì. Ma credo che entrambe ci tengano particolarmente e sicuramente faranno il possibile già per la prima partita di mettere un'ipoteca sulla vittoria finale. Chiaramente sarà una partita ancora tirata e poi gli equilibri, come tutte le partite, possono andare da una parte all'altra, perché come si è visto sabato sono due squadre che si equivalgono. Sicuramente Calvisano ha una predominanza fisica nell'impatto, nell'uno contro uno, però Rovigo ha dimostrato di tenere il ritmo, di giocare anche dentro i propri 22 azioni lunghe, quindi mantenendo il possesso, la continuità. Sarà comunque interessante. Ecco, legandomi alla partita di sabato scorso, quindi, no? Rovigo alla fine si è detto tantissimo, sia a livello mediatico, a livello di social, tifosi, non tifosi, arbitri, non arbitri, insomma ognuno ha detto la propria. Ma Rovigo alla fine è stato in partita fino a praticamente 10 minuti al termine del match. Voglio dire, nonostante non abbia mai sviluppato il proprio gioco, perché onestamente non abbiamo mai visto il Rovigo splendido delle ultime 12 giornate, è restato comunque in partita, per cui, come diceva Michele, alla fine una volontà di restare sempre sul pezzo e di non mollare mai c'è stato, sebbene il Calvisano abbia dato la sensazione
tra l'altro essendo sempre stato in vantaggio nella partita, un po' di controllare il match? Beh, direi che dal punto di vista dell'attitudine Rovigo non abbia niente da recriminare. Probabilmente, credo nei primi 10-15 minuti Calvisano abbia fatto 11 punti sprecando pochissimo a livello di energie, e questo sicuramente poi alla fine, negli ultimi minuti, può essere stato un vantaggio da parte loro, credo. Però, ripeto, non c'erano segni particolari che Rovigo non volesse la vittoria. No, questo fa ben sperare, voglio dire, no? Nel senso, assolutamente. In una delle partite più difficili, è ovvio che ha un peso specifico diverso questo match rispetto ai Medici, nel senso che qui era un test di altissimo livello, arrivavi da tante vittorie di fila, perdi in casa con Calvisano, ottima squadra, senza ombra di dubbio, dici adesso andiamo a lavorare su quelle che sono state le nostre mancanze o le zone d'ombra, però nonostante tu non abbia fatto la migliore prestazione dell'anno, sei stato lì fino alla fine, per cui dire, la qualità ce l'hai e il gap, come dicevi tu, c'è, ma è minimo, se c'è, tra Rovigo e Calvisano. Assolutamente, sì, si equivalgono, hanno caratteristiche diverse, ma si equivalgono, se la giocheranno fino alla fine, altre 2 partite di Coppa e poi probabilmente un'altra. Ecco, che peso ha secondo te, Michele, la Coppa? Sentite la Coppa come il campionato? Umberto ne parla sempre come se fosse una priorità, penso che lo stia facendo anche durante questi giorni, tagliando fuori il discorso economico che ha dei bonus in base alle vittorie, ha dei bonus alla società che a voi interessa fino a un certo punto, voi dovete giocare, poi il resto non vi compete. Beh, sicuramente noi valutiamo ogni partita per dare il massimo. Quindi per noi Calvisano, affrontarlo in campionato, affrontarlo in Coppa, noi partiamo dal fatto che è Calvisano, quindi noi vogliamo vincerla, quindi noi cerchiamo sempre la prestazione migliore che possiamo dare, le condizioni migliori e cercare, come vuole Umberto, il rugby migliore, quindi con molto ritmo e sicuramente la finale di Coppa è una cosa che a noi interessa molto perché vorrebbe dire imporci con uno step successivo al campionato. Certo, arrivare il prossimo anno in Challenge, insomma, sarebbe uno shock mica da poco, no? A livello di budget, squadre che insomma si andrebbe ad affrontare, un po' ritornare al passato, come quando succedeva anni fa. È ovvio che le differenze insomma si sono un po' ampliate con investimenti diversi, però sarebbe anche una bella vetrina per il rugby di Rovigo, no? Beh, sicuramente giocare contro squadre blasonate in Europa è un piacere. Sicuramente però allo stesso tempo è un impegno notevole perché lo scontro con quelle compagini è davvero difficile. Adesso allo stato attuale insomma il gap è notevole. Si parla di squadre con almeno 5 volte il tuo budget, insomma, a naso, quindi diventa duro. È ovvio che giocare contro i London Irish rispetto al Belgium, ai Barbarians del Belgio, ha un senso diverso. Che idea proporresti, proprio così, un pur parlé, come se fosse davanti a una birra? Una squadra, magari una sorta di piccola franchigia, un insieme di migliori giocatori, cosa proporresti se tu dovessi farlo, se avessi la potenzialità per farlo? Non è facile, credo parlare di franchigie, di selezioni, togliere giocatori ai club durante il campionato, poi non è una cosa così facile, sicuramente qualcuno ci avrà pensato, ma allo stesso tempo avranno incontrato difficoltà perché poi ci sono situazioni particolari secondo me. Molto delicate, vero? Sì, non c'è solo l'aspetto sportivo, ci sono sicuramente altri interessi anche che poi subentrano, quindi non è... Sì, basta guardare quello che succede col Seven, no Ale? Sì. Cioè, nel senso, è difficile ottenere il nulla osta per giocatori durante un campionato. Si potrebbe iniziare, però sicuramente sarebbe un inizio perché noi in Italia non siamo abituati ad affrontare queste manifestazioni con delle selezioni come magari possono essere i club irlandesi. Manca un po' questa mentalità, potrebbe anche essere un inizio, perché prima o poi forse bisogna iniziare. Però a proposito di collaborazione c'è da dire che tra Rovigo e Badia quest'anno è andata bene. Michele un po' rappresenta un elemento, no? Da questo punto di vista, nel senso che durante l'anno c'è stato uno scambio
quasi settimanale o comunque abbastanza frequente di allenamenti congiunti, Michele che è venuto a fare un po' di minuti a Badia dando il suo apporto alla squadra, insomma volendo si può collaborare. Sì, assolutamente. Tu e Umberto comunque vi sentite spesso, so che avete un ottimo rapporto. Sì, da quel punto di vista c'è la sua massima disponibilità nel collaborare, è stato forse quasi più utile a noi, però abbiamo cercato di essere al servizio anche in determinati momenti della stagione per dare un po' di opposizione alla squadra. Poi è venuto Michele un paio di mesi, 2 mesi da noi, dove si allenava qui ma poi veniva anche a allenarsi a Badia, ha giocato un po' di minuti per permettergli di essere pronto qualora ce ne fosse stato bisogno, quindi sì, anche queste sono cose sempre un po' nuove, diciamo, però ripeto, poi le persone fanno la differenza. È il buon senso, no? Sì. Michele, quindi insomma sei andato a Badia per un paio di mesi e poi hai ritrovato il tuo vecchio allenatore dello scudetto del 18, meglio di così? Beh, sicuramente è stato molto bello tornare a allenarmi con Ale, perché giusto come dicevi tu in anno 18 ho vinto uno scudetto e sicuramente devo ringraziarlo perché mi ha dato l'opportunità di rimettermi in gioco dopo una fase che ho avuto della stagione scorsa in cui ero stato fermo per infortunio, quindi sono arrivato qua che avevo pochi minuti nelle gambe. Sicuramente Umberto, parlando con Umberto, abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore, che è stata quella di andare a Badia, infatti non posso dire niente, mi sono trovato benissimo e ho cercato di dare il contributo che voleva la squadra e a me è servito molto per ricominciare ad avere ritmo e avere un po' minuti nelle gambe. Ecco, è interessante quindi capire con Ale, Michele, seconda, terza, 8, che giocatore è? Ma noi l'abbiamo utilizzato in seconda linea perché comunque aveva delle caratteristiche che a noi sono venute a mancare durante la stagione, quindi comunque la sua fisicità ci serviva. Poi chiaramente la Serie A è a un livello completamente diverso dall'eccellenza, e tanto più quando poi l'affronti ai vertici della classifica, quindi sicuramente può ricoprire entrambi i ruoli anche in eccellenza alla necessità. Lo vedrei più come numero 6 o... Come numero 6 sì, lo vedresti? Dovrebbe migliorare qualche, un po' sull'aspetto atletico, però sulla velocità, però secondo me potrebbe lavorare da numero 6. Ok, quindi Michele Mantovani che giocatore si sente di essere o vorrebbe essere? Beh, posso giocare in più ruoli e alla fine mi adatto, cerco di dare il massimo sia da seconda linea che da terza. Cos'è che ti piace fare però? A me in generale mi piace molto il flanker, 6 mi piace molto di più perché sei molto più nel gioco, a me che piace molto la difesa sei molto più nel gioco del placcaggio, quindi mi piace un po' di più, però anche se gioco seconda alla fine sono le fasi statiche che cambiano, cioè perché devi spingere in seconda e saltare in touche, ma alla fine in gioco aperto posso giocare benissimo come una terza linea, quindi non mi cambia molto, anzi. Quindi approvi l'idea di Ale come numero 6, ti va bene? Sì. Lo diciamo Umberto. Allora, Michele vorrebbe giocare 6, se vedi insomma c'è possibilità fallo giocare, perché altrimenti Adria poi si potrebbe prendere male, no? Diciamo, Michele, tu sei di Adria? Sì, vengo da Adria. Ecco, quindi insomma diciamo le cose come stanno, a prescindere dagli scherzi. Ale, un Badia quest'anno che ha fatto un campionato in tranquillità, possiamo dirlo, in una fase cruciale della stagione ha fatto i punti che doveva fare, adesso domenica non è andata benissimo, a dire il vero, però insomma non è che manchi molto l'obiettivo. No, sì, tutto sommato adesso possiamo dire che è stato abbastanza tranquillo il campionato, siamo in una situazione abbastanza, insomma, quasi sicuramente agevole all'obiettivo, però abbiamo un po' troppo calato in questo periodo un po' le motivazioni per aver raggiunto forse un po' troppo presto, anche più del previsto, visto gli ultimi anni, un po' di tranquillità, e
però sicuramente diciamo, è stato anche un anno partito in maniera difficile, tra infortuni, parecchi infortuni, però sono stati dei mesi importanti. Quando dovevamo concretizzare abbiamo fatto, questo è stato direi determinante. Ecco, tra l'altro era martedì sera quando vi siete allenati con il Rovigo, io ero in tribuna e vi guardavo e ho fatto una riflessione con chi era vicino a me, ho detto ma come fa un allenatore a tenere motivato un gruppo che ormai ha raggiunto l'obiettivo a metà stagione? Cioè, era proprio quello il cruccio. Non è proprio semplice, perché comunque al nostro livello poi insomma quando non hai la fame l'aspetto tecnico cala ancora di più. Vogliamo finire al meglio perché abbiamo fatto un percorso con gran parte del gruppo di 3 anni e il lavoro quest'anno ci ha ripagato per mantenendo la categoria, quindi vogliamo finire al meglio perché ci resti comunque la soddisfazione di quello che abbiamo fatto. E sicuramente adesso nelle ultime 4 partite ritroveremo un po' di motivazione in più, questo ne sono certo. Ne parli come un ciclo di 3 anni, come se stesse finendo, Ale? No, 3 anni comunque di lavoro sono passati, certo. Perché il primo anno in Serie A si è retrocessi, poi siamo risaliti e quest'anno insomma siamo riusciti a confermare quello che volevamo fare. Poi i cicli prima o poi finiscono, certo. Però poi vediamo. C'è anche una bella soddisfazione, Badia, che mantiene la categoria, forse si sarà già successo, ma non sempre è capitato, no? Che salisse poi mantenesse la Serie A, capitava che saliva poi tornava, quindi insomma complimenti a voi e a tutto il team ovviamente che è stato particolarmente vicino quest'anno a Rugby Rovigo, diciamo appunto degli allenamenti durante la settimana, ma anche con diciamo delle consulenze reciproche, adesso Nicolò Badocchi che aiuta un po' la Tuscia Rosso Group, perché insomma tutto funziona al meglio ed è una cosa assolutamente positiva. Ritornando un po' a quello che è il campionato, dopo la sconfitta di sabato scorso con il Calvisano in casa è un po' Toto griglia playoff in questo momento, nel senso che Calvisano ha 3 punti sul Rovigo, Rovigo ha 1 punto su Reggio Emilia, poi c'è il Petrarca, la prossima partita, adesso saltiamo il prossimo weekend che c'è la Coppa e giocano solo Rovigo e Calvisano, la prossima partita ci sarà Reggio Emilia Petrarca. Una vittoria di Reggio Emilia praticamente garantirebbe quasi la 3ª piazza alla squadra di Manghi. Allora, Rovigo è in semifinale matematica come tutte le 4, insomma le 4 semifinaliste le abbiamo. Gli incroci migliori secondo voi quali potrebbero essere? Wow, Michele si gira verso Ale e dice Ale, tu sei stato il mio coach, adesso mi devi aiutare anche in questo caso. Chi preferiresti in semifinale, Ale? Allo stato attuale, vedendo anche, mi sembra che il Reggio Emilia però deve incontrare Petrarca e Calvisano. Reggio Emilia sia Petrarca che Calvisano, sì. Credo probabilmente Reggio Emilia. Quindi Reggio Emilia riesce secondo te a arrivare terzo? Per me sì. Ok, tu pensi che possa battere o uno o l'altro? Sì. Ok, Michele? Beh, secondo me sono tutte delle bellissime partite da giocare, parlo da giocatore. Certo. E se dovessi parlare da Rovigo mi piacerebbe molto trovarmi un'altra volta di fronte al Petrarca, perché è derby, quindi sarebbe molto bello giocare ancora. Però do ragione a Ale, secondo me potrebbe essere forse meglio Reggio Emilia. Ecco, tra l'altro tu arrivi da una stagione un po' sfortunata, no? Come dicevi prima, gli infortuni, e anche a Calvisano c'era gente che comunque ha giocato con te nelle accademie, quindi resti in contatto con loro. Tra l'altro il man of the match Fischetti era dall'altra parte nella finale under 18 con la Capitolina, per cui insomma c'è uno scambio di ragazzi, di generazioni, di strade che prendono vie diverse. Io mi ricordo perfettamente Matteo Canali qui in trasmissione ha detto che uno dei talenti ancora non sbocciati sei tu. Ha detto che secondo me Michele Mantovani è uno che ha ancora grandissimi margini di miglioramento. Chi è secondo te della tua generazione un giocatore particolarmente virtuoso, particolarmente talentuoso? Qualcuno dice guarda, questo qua secondo me, anche se ancora tutti non lo sanno, a parte te stesso ovviamente, diventerà un ottimo giocatore, o che ti piace particolarmente? Beh, per mia fortuna ho avuto molti compagni che soprattutto il primo anno che ho fatto in accademia,
quasi tutti siamo riusciti ad andare in eccellenza nel top 12, addirittura ci sono anche 3-4 che sono già o permit a Zebre o Benetton. Quindi parli dei 97? No, io parlo di 98, dei 98 come delle te? mie stesse età. Okay. Però un giocatore che ho sempre ammirato molto per attitudine e tutto è Michelangelo Biondelli, che adesso è alle Fiamme Oro, che giocava con me e con Ale abbiamo vinto lo scudetto. Per me lui è un grande giocatore e ha molto ancora da dare e far vedere, secondo me. Ale, tu che li hai visti un po' tutti in questi anni tra comitato, non comitato, cose... intanto sei d'accordo con Matteo Canali che Michele abbia grandi margini di miglioramento? Ma secondo me sì, ne ha ancora, poi sta anche a lui volerli tirar fuori tutti. Perché dici è un po' pigro? No, però bisogna metterci molto del proprio. A livello di motivazione, dici, sì, vero? Sì, però non è una critica, è una considerazione. Certo, sì. E in generale? Insomma, tu hai avuto in mano la squadra campione d'Italia nel 2016, nell'anno d'oro del rugby Rovigo recente, praticamente, insomma, è una bella sfida, no? Lui ha parlato di Lalo Biondelli, che tra l'altro ha già avuto una sorta di pre-convocazione, insomma è stato convocato a un raduno, ecco, quindi ce ne sono parecchi. Secondo te qualche altro giovane della sua generazione, che magari non conosciamo ancora tantissimo, ma... Beh, anche Taddia. Secondo me ha fatto un buon percorso, cambiando ruolo, perché comunque è passato da terza linea a tallonatore, anche lui ha delle buone possibilità nel suo ruolo per crescere. Poi insomma, bene o male, sono quelli che sono già un po' alla ribalta in Italia, sono già fermati. Ecco. Allora, Michele, si parla di te come un ragazzo, insomma, che è particolarmente legato a questo club, a questa maglia, al fatto di ritornare a giocare a Rovigo per te è stato comunque una grande soddisfazione, vero? Beh, io ho sempre vissuto il rugby Rovigo come il primo sbocco per cominciare un po' l'alto livello. Sono andato via, come ha detto Ale, vincendo lo scudetto, ho fatto un bel percorso al di fuori con le accademie. Quindi tu eri a Remedello praticamente? Sì, ho fatto il primo anno a Parma e poi successivamente a Remedello. Meglio Parma o Remedello? Parma, decisamente Parma. Però ho sempre avuto il pensiero, come fin da piccolo giocavo in giovanile qua a Rovigo, di arrivare a giocare con quelli che attualmente gioco, con il capitano Matteo Ferro e soprattutto Edoardo Lubbia. È lui il tuo riferimento? Sì, ho sempre voluto arrivare a giocare con lui e l'ho sempre ammirato molto. Loro lo sanno perché comunque ti trattano sempre in maniera molto affettuosa, no? Nel senso Sì, c'è un bellissimo rapporto tra noi, c'è proprio di amicizia, quindi non potevo chiedere di meglio, arrivare e stare molto bene. Penso che sia una delle cose migliori attualmente, stare in una squadra e viverla in un bel modo. Sei convinto che anche i tifosi ti vogliano bene? Lo spero sinceramente, più che non ne sono certo, però cerco di dare il massimo ogni volta che entro in campo, quindi spero che ci sia un po' di bontà verso di me, ecco. Bene, Michele spera che sia i compagni, che i tifosi insomma gli vogliano bene, ma andiamo subito a verificare con le domande, perché abbiamo pubblicato sui nostri social che l'ospite ufficiale di oggi era Michele Mantovani, per cui Nico, che di cognome fa D'Amico, chiede: ciao Michele, ma è vero che adesso Kim Jong-un e Trump sono amici? Il muro che divide il Messico e gli Stati Uniti si farà? Sinceramente non lo so, perché non guardo molto queste cose, sinceramente. Perfetto. Sono molto aggiornato. Perfetto. Riccardo, che di cognome fa Brugnara, dice: ciao Michele, ma è vero che hai tatuato sulle cosce testa alta, ma per leggere devi abbassare la testa? Sì, ce l'ho tatuato, è cosa vero. vuol dire testa alta? È sempre stato una cosa mia personale, perché in anni precedenti ho avuto un grosso problema familiare. Certo. E parlando con un allenatore che mi è sempre stato molto vicino, mi ha sempre detto che le cose vanno affrontate
con testa alta, cioè in modo sempre con coraggio e non... Di petto, certo, esatto. testa alta. Quindi Bene. ho voluto tatuarmelo, ecco. Ecco, questo è bello che tu ce lo dica. Thomas, che di nome fa Parolo, dice: ciao Michele, potresti parlarci un po' nel tuo dialetto? Grazie. No, adesso questo dai, insomma, è lo stesso, magari vedi tu. Vuoi parlarci in dialetto? Ok, niente. No. Tu sei di Adria, per cui è un accento un po' diverso rispetto a quello di Sì, non cambia moltissimo, però... Ok, e te piace quel dialetto? Diciamo che soprattutto magari in spogliatoio, in compagnia, mi viene... In Adria mi viene, esatto, perfetto. mi viene più spontaneo. Poi, un tifoso chiede: secondo te la sconfitta di sabato scorso è più merito del Calvisano o demerito di Rovigo? Allora, sicuramente È Rovigo... Alvise che c'era scritto. Sicuramente Rovigo ha un po' qualche pecca, perché come avevamo detto prima non abbiamo giocato nella massima, non abbiamo dato la performance solita, però dobbiamo dare anche merito a un calvisano che è venuto qua a fare una gran partita, perché bisogna dire le cose come sono, e la partita l'ha portata a casa Calvisano, quindi merito Calvisano. Quindi 50-50? Sì, 50-50. E per chiudere questa trasmissione, Ale, pensi che tu sia il 50-50, collegandomi alla domanda di Alvise, più merito o demerito? Sì, può essere un 50-50, questo però va anche a stimolo probabilmente del Rovigo, che dovrà alzare ancora di più l'attenzione, sicuramente può andare ancora più in positivo. Allora, facciamo l'ultima riflessione perché siamo già oltre l'orario consentito, ma è giusto che sia così. Allora, la domanda è: il Rovigo, una parte di Rovigo ha recepito diciamo, la sconfitta con Calvisano, insomma, mettendo delle responsabilità alla terna arbitrale piuttosto che a situazioni strane. Secondo voi, non voglio chiedervi se per voi è un problema arbitrale o meno, secondo voi il messaggio di questa partita qual è? Cioè, nel senso, cosa ci lascia questa partita? Cosa ci dà? Cosa dobbiamo imparare da questa partita? Ale? Ma sì, l'aspetto arbitrale non lo considererei neanche, perché comunque può sicuramente esserci stata qualche scelta al limite, ma sempre in una partita ci sono, quindi non c'era mai la perfezione, questo non ha inciso particolarmente secondo me. Cosa ci lascia? Ma credo che chiaramente, se non ricordo male, mi sembra che tutte le 4 squadre abbiano vinto le stesse partite in campionato, abbiano le stesse vittorie, le stesse sconfitte, quindi è chiaro che è equilibrato quest'anno, è anche piacevole, pone l'attenzione sempre di più per ogni sfida che si verrà ad esserci fra le varie 4 squadre, quindi credo che sia stimolante e divertente, che possa essere anche un po' un motivo in più perché il pubblico segua ancora in maniera più massiccia il campionato. Tanto c'è una bella cornice di pubblico, sabato scorso c'erano intorno alle 2500 persone. Michele, cosa ci dà questa partita col Calvisano persa in casa? Cosa ci insegna? Beh, dobbiamo prendere sicuramente il lato negativo perché è stata una sconfitta, però dobbiamo anche vedere anche un po' il lato positivo. Questo sicuramente ci ha insegnato che dobbiamo avere forse più precisione nei dettagli e lavorare sempre, cioè dobbiamo alzare di più il ritmo nostro e dare il 100%. Ok, su queste battute concludiamo l'appuntamento di Rugby House di questa settimana. Fra 2 giorni Rovigo San Michele per la finale d'andata di Continental Shield. Chi vince, ci sarà poi ritorno il 20 aprile qui al Battaglini, avrà l'accesso alla Challenge Cup 2019-2020. Grazie mille Michele per essere stato con noi. Grazie a voi. Ale, un piacere. Grazie a voi. Ancora complimenti per la stagione. Grazie. E noi ci troviamo la settimana prossima quando ricomincerà il campionato e Rovigo ospiterà il Viadana qui al Battaglini. Buonanotte e ci vediamo ovviamente Calvisano sabato.